Notti magiche inseguendo la felicità in questa strana estate trevigiana. Si potrebbe riassumere così l'iniziativa che Comune di Treviso e Centro Marca Banca stanno portando avanti in questi giorni di fine luglio con la seconda edizione del festival dedicato all'incanto, il Magic Show, fra musei e piazze del centro per scoprire come essere felici. Un obiettivo davvero ambizioso, soprattutto dopo un periodo tutt'altro che facile. Il linguaggio dell'illusionismo e della magia sposa la psicologia legata alla ricerca della felicità. E proprio lo spettacolo della felicità sarà il clou della manifestazione mercoledì 29 luglio all'Auditorium Santa Caterina. Grande mattatore Walter Rolfo, uno dei più grandi illusionisti al mondo. Ci sarà il primo show di magia esperienziale interattiva. Cosa vuol dire? Che grazie a una scatola magica che è prenotabile online oppure acquistabile prima dello spettacolo, si potrà creare le proprie magie. Dentro la scatola ci saranno degli oggetti e interagendo poi con le istruzioni che darà il conduttore appariranno proprio delle magie nella propria casa. Lo show sarà trasmesso in anteprima assoluta anche su Antenna 3, proprio mercoledì sera alle 21:15, così come saranno trasmessi sempre in prima serata gli spettacoli in programma il 30 e il 31. Il giovedì e venerdì un'altra anteprima perché questa volta per dare una mano al mondo del turismo ci sarà un tour magico attraverso i suoi luoghi, noi abbiamo detto più misteriosi ma in realtà sono 6 attrazioni turistiche di Treviso, dove sempre con la conduzione di Walter Rolfo alcuni tra i maghi e illusionisti più importanti al mondo faranno delle magie raccontando poi la storia di questi luoghi. Primo appuntamento quindi da tenere a mente mercoledì alle 21:15 su Antenna 3. Mi raccomando seguiteli perché l'effetto wow è veramente garantito.